Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Remax Mistral di Cagliari. Oggi siamo a Pula e quella che ho l'onore di presentarvi e che andremo adesso a vedere è una villetta unifamiliare su un unico livello con tutto il giardino e il cortile che corre tutto intorno alla villa. Siamo a Pula nella lottizzazione nel condominio di Smorus e questo è praticamente l'ingresso. Potete vedere subito l'ingresso carrabile o anche pedonale. Abbiamo anche un ingresso solo pedonale direttamente nella strada perpendicolare. Qua abbiamo praticamente il passaggio che conduce poi al posto auto, volendo appunto coperto, e questa alle mie spalle è la villa che vedremo dopo che compiremo appunto il giro di tutto quanto il giardino. Subito ci accoglie questo prato verde ben curato, perché comunque la villa è molto ben curata. Abbiamo un giardiniere che costantemente appunto coccola, diciamo, tutte queste piante, questa fantastica pianta di susina, e di qua abbiamo, diciamo, l'ingresso principale che dà direttamente sul soggiorno, e poi verde, un prato verde per gli amanti del verde, perché no, per gli amanti anche del calcio, perché qua sicuramente potremo andare a fare, soprattutto nelle giornate un po' meno calde, ok? Una bella corsetta. Il retro della villa, o meglio, ciò che si affaccia di fronte a questo fantastico loggiato, è molto ben curato, con molti angoli particolari. A parte, ok, tutto questo prato verde, abbiamo anche delle piccole isole verdi. Ci vediamo dall'altra parte perché sono dei piccoli passaggi verdi, interessanti, con un selciato che ci conducono da questa parte all'ingresso pedonale, ok, per andare direttamente sulla via perpendicolare. Vi faccio vedere un'inquadratura di quello che è la villa dalla parte posteriore. Qua abbiamo un forno, un barbecue e un loggiato veramente comodo. Da questa parte prosegue il cortile, prosegue il giardino con tutta una parte erbosa. Anche abbiamo la possibilità di mettere su le paperelle, abbiamo una vasca, ok, per le paperelle, tante piante sia esotiche che da frutto, soprattutto da questa parte che è dedicata alla zona agrumeto. Vi voglio far vedere un attimino dall'esterno questo loggiato. Lo rivedremo poi dall'interno, loggiato che si affaccia direttamente sulla parte del soggiorno, ampia del soggiorno. Qua a fianco abbiamo la cucina, e questa sempre il loggiato che è un attimino riservato da queste porte, finestre scorrevoli, e lì il barbecue. Ritorniamo da questa parte, finiamo il giro completo della villa. Come vi dicevo, questa parte è dedicata un attimino più agli alberi da frutto, agli agrumeti. Abbiamo diverse piante di frutto, dal classico limone, gli agrumi, all'avocado. Il proprietario è molto attento alla cura di tutte queste piante. Qua abbiamo l'uscita della zona cucina con il bagno dedicato, e qui abbiamo una parte, diciamo, ancora poco utilizzata, o meglio da riorganizzare. Qui c'era un ampio patio, ok, con una zona relax che attualmente è stata rimossa proprio per consentire la vendita in condizioni di conformità. Mi viene da pensare che una bella piscina ci sarebbe proprio bene. E ritorniamo chiaramente da questa parte, dove abbiamo l'ampio posto auto, appunto, volendo, e sul retro, da questa parte nello specifico, le camere. E qui ritorniamo nel punto di partenza, ok, del video, e da questa parte entriamo a farvi vedere le particolarità dell'interno della villa. La struttura interna è organizzata per avere 3 camere da letto, un bagno in camera, un bagno padronale, più un bagno di servizio annesso con ripostiglio alla cucina. Da questa parte viene, diciamo, identificato come ingresso principale, l'ingresso più utile, diciamo, per poter poi gestire la zona giorno, che è dislocata da questa parte, e tutta la zona notte, che è da questa parte. Entriamo a vederlo.
E siamo all'interno della villa. Interno della villa che ha le caratteristiche proprio di una villa estiva, ok? Con tanto legno scuro. Una delle particolarità è che gli infissi sono quasi tutti ristrutturati, come vedete in vetrocamera con chiaramente le aperture antisfondamento, nonché rinforzate ogni finestra con le grate e con i portelloni, diciamo, nelle porte e finestre. Zona giorno molto ampia, ok? Con una parte, diciamo, di soggiorno e con una particolarità che mi piace un sacco. Questo è il nostro incarico Remax, questo a portata di mano, fiore all'occhiello. La bellezza è di avere anche un camino per poter vivere questa villetta, ok? 365 giorni, anche nei periodi più freddi. Zona giorno che conduce chiaramente da questa parte alla zona servizi, cucina, poi vi faremo vedere tra poco, ma ad un altro punto forte, ok, di questa villa, che è il loggiato. Ora, loggiato con il legno di nuovo che fa da padrone, ma soprattutto con la possibilità pranzo, cena, colazione e perché no, mi piacerebbe pure dormirci qua, avere questo spettacolare giardino qua davanti per poter effettuare pranzi, cene, ok? Per poter montare, che ne so, giochi per i bambini. È veramente un dettaglio non da poco. Da questa parte un attimino un po' più riservato e coperto, soprattutto per il maestrale, abbiamo appunto queste vetrate scorrevoli, ok? Che qui danno ad un'altra parte del loggiato per gli amanti chiaramente del forno sardo e del barbecue. A voi la bacchetta per intonare l'inno al maialetto o all'agnellino che non guasta. Da questa parte invece continuiamo all'interno della villa perché abbiamo una zona cucina tutta dedicata, ok? Da qua infatti si entra in una cucina estremamente compatta, ma con un'isola, con delle attrezzature che sicuramente faranno ogni cuoco felice. Una cappa sospesa e da questa parte appunto la possibilità di utilizzare il forno. Da questa parte poi, oltre che farvi vedere alcuni dettagli, ci sono chiaramente sia da una parte all'altra dei dettagli di armadi a muro, sia in alto che in basso. Da questa parte invece si entra nella zona, chiamiamola servizi, ciò vuol dire che abbiamo, oltre che un armadio a muro, un bagno ad aerazione forzata, un bagno completo, UC bidet, doccia con zona lavanderia, di qua l'uscita che dà sulla parte posteriore del cortile e qua un ampio e comodo ripostiglio finestrato. Quindi questo sicuramente molto utile. Ritorniamo invece da questa parte, poi vi faccio notare i dettagli, qua c'erano le chiamate delle varie camere, un refuso della strumentazione degli anni 80. Da questa parte invece riaffrontiamo l'attraversamento di tutto il soggiorno. Ricordiamoci che la villa è anche riscaldata con un impianto a radiatori per tutto l'immobile. Questa è la porta che ci conduce alla zona notte, dove abbiamo 3 camere da letto e 2 bagni, uno padronale e uno in camera di quella che è appunto la matrimoniale. Ed è proprio quella che andremo a vedere subito. Ok? Da questa parte, che dà sulla pianta di Susina che abbiamo visto, abbiamo la parte di camera matrimoniale e qui, quasi nascosta, la porta che conduce ad un bagno completo e neanche tanto piccolo. Finestrato, doccia, bidet, WC e lavello. Tutti i piani dei bagni sono in marmo, insomma, e anche ogni camera è anche arricchita con alcuni dettagli. Qui dal disimpegno abbiamo appunto una camera e dietro di me il bagno. Andiamo subito a vedere la camera. Un husky in peluche ci accompagna, qui il piccolo Pingu, sicuramente camera abitata da un giovane o una giovane, finestrata sulla parte posteriore del cortile. Di qua bagno sempre con i radiatori, piano in marmo, un bagno completo. Armadio a muro
la casa è ricca di situazioni a muro, altra camera abbastanza ampia da poter contenere 2 letti, gli armadi a muro comunque ci sono lo stesso, finestrato nella parte del cortile posteriore, e questa è l'ultima camera. Ritorniamo fuori per riepilogare tutti i dettagli di questa casa. Zona giorno, finestra, e ci accomodiamo sotto l'albero di susine per ricordare che abbiamo visto una villetta di un unico livello, di tipologia quadrivano. Abbiamo 3 camere da letto, un bagno in camera e 2 bagni, una cucina semi-abitabile, il giardino che corre tutto intorno, il lotto è circa di 1000 metri quadri, il prato è assolutamente, come tutta la zona verde, ben curata. Questa potrebbe essere il vostro prossimo investimento. Siamo a Pula, nella lottizzazione Ismorus, Saia, diciamo gli ingressi, potreste utilizzare i vari ingressi, e questo potrebbe essere il prossimo vostro investimento perché assolutamente è pronta ad essere utilizzata. Io sono Roberto Puddu della Remax Mistra di Cagliari, seguitemi appunto nelle mie pagine professionali sia Facebook che YouTube per scoprire numerosi altri dettagli. A voi tutti, posso vendere anche la tua.